Ci sono dei mestieri che sono considerati di frontiera, ossia sono più esposti a stress, ai rischi del mestiere cosiddetti, e che occupano gran parte del territorio regionale in questo caso e hanno una funzione primaria nella vita delle persone. Sono mestieri che si vogliono fare sempre di meno a causa delle condizioni di lavoro nelle quali si è costretti per via degli stipendi bassi a fronte delle ore che vengono lavorate e a causa anche dello scarso accesso alla professione che c'è stato nel corso degli anni passati a causa di numerose persone anche di età avanzata che appunto lavoravano in questi settori. Ma di quali settori stiamo parlando, visto che ne sto parlando da quasi 30 secondi ancora non ve ne ho parlato? Ecco, sono fondamentalmente i medici di base e gli addetti allo spegnimento degli incendi. Oggi l'Unione Sarda dedica l'articolo di Cristina Co su pagina 6 alla protesta dei sindacati dei medici di base sardi che lamentano la troppa burocrazia che costringe alle volte i medici a fare delle mansioni che vanno oltre la visita e la cura del paziente, con numerosi documenti che devono essere generati soltanto al medico di base. Basti pensare alle ricette che ogni volta devono essere fatte da capo, anche se il farmaco è qualcosa che il paziente prende abitualmente, e poi il fatto che gli stipendi sono molto bassi rispetto alle ore che poi effettivamente si lavorano e una reperibilità che è praticamente H24, soprattutto per dei medici che alle volte operano in centri molto lontani rispetto ai grandi ospedali, che hanno quindi il compito di offrire, come detto, assistenza primaria ai pazienti. Trovate poi tutte le varie rivendicazioni all'interno dell'articolo. Ebbene, ecco, una situazione simile per certi versi c'è anche per quanto riguarda le persone che sono deputate allo spegnimento degli incendi, attività che è primaria purtroppo in Sardegna durante la stagione estiva a causa del gran caldo e del problema cronico che abbiamo appunto con gli incendi, che ha portato i sindacati del corpo forestale a minacciare eventualmente uno sciopero, perché si parla di un settore sotto organico, così lamentano i sindacati, di almeno 300 agenti, una mancanza di organico che viene aggravata anche dall'età avanzata, in questo caso delle persone che operano nel settore dell'antincendio, perché è mancato un forte ricambio negli ultimi anni e adesso l'età media degli operatori è molto avanzata. A questo si aggiunge anche la flotta antincendio che è insufficiente. Vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi il fatto che la regione ha acquistato meno mezzi rispetto a quelli a cui si era abituati negli scorsi anni a causa del bando che non era all'altezza rispetto a quelli previsti da altre regioni, e di conseguenza molte aziende non hanno partecipato. Quindi benché i mezzi che poi sono stati presi dalla regione garantiscano il fatto di poter avviare la campagna antincendio, la mancanza di certezze su come si avvierà la stagione ha portato quindi i sindacati a lamentare situazioni di lavoro abbastanza precarie. Medici di base e operatori antincendio sono legati da un filo che è anche abbastanza visibile, più che un filo direi che è quasi una corda, il fatto che sono delle problematiche che non arrivano dall'oggi al domani, sono figlie di anni e anni di mancata programmazione, di periodi in cui si è deciso più a rimandare i problemi piuttosto che affrontarli. Ecco, sicuramente non sono delle problematiche che nascono oggi e quindi diventano sempre più croniche, diventano talmente tanto croniche da pensare che siano quasi una normalità, anche se la normalità appunto non è. Sono mestieri di frontiera, mestieri che però sono fondamentali e da cui dipende gran parte della vita di molti territori della Sardegna. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di mercoledì 26 giugno. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani regionali e vi racconta le notizie che riguardano la Sardegna. Un saluto anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Caleritana che ci possono ascoltare sia in radio sia sul sito per sentire in streaming le nostre trasmissioni. Oggi larga parte dei quotidiani regionali parlano soprattutto dei temi della siccità e della sanità. A differenziarsi è l'Unione Sarda che dedica le prime 5
5 pagine dello sfoglio a un'iniziativa sicuramente del gruppo editoriale contro l'installazione delle energie rinnovabili in Sardegna. Ci sono numerosi grafici, foto su come verranno distribuite secondo le richieste che sono state presentate a Terna i vari progetti appunto di pale eoliche e pannelli fotovoltaici in Sardegna, non quelli che verranno realizzati, attenzione, quelli che appunto sono stati presentati da Terna, alcuni dei quali non sono ancora stati approvati, soprattutto tenendo conto anche della moratoria che bloccherà per 18 mesi l'installazione di nuovi impianti che in questo momento è al vaglio della regione e tra poco verrà votata dall'aula. Una presa di posizione chiara da parte del giornale che, soprattutto quando si parla del tema di energie rinnovabili, dedica largo spazio agli editori del proprio editore Sergio Zunchedu, che in un lungo articolo ci spiega le ragioni per cui appunto il giornale si è schierato in modo chiaro contro l'installazione delle rinnovabili in Sardegna, appoggiando alla protesta di numerosi movimenti che si sono creati nel territorio contro appunto l'installazione delle pale eoliche e degli impianti fotovoltaici. Abbastanza inusuale, perché non capita praticamente mai che l'editore scriva così tanto sui giornali, ma che anzi tenga un compito abbastanza defilato per non mischiare appunto il ruolo di imprenditore e di editore con quella che è la funzione giornalistica del giornale. Al netto di tutte queste specifiche tecniche che vi possono aiutare a leggere un po' meglio il giornale e capire appunto come è strutturato, la notizia la trovate a pagina 5 nell'articolo a firma di Michele Ruffi. Infatti nella giornata di oggi verrà discusso al Consiglio regionale la proposta di moratoria appunto presentata dalla giunta e ci sarà appunto la discussione in aula, anche perché dopo l'incontro con i capigruppo che è stato ieri tenuto dalla presidente Alessandra Todde è emerso come non ci sarà un voto unanime da parte dell'aula, ma comunque sarà necessaria una discussione tra maggioranza e opposizione. Era necessario un confronto con i capigruppo consigliari, così ha detto la presidente della regione Alessandra Todde al termine dell'incontro con i capigruppo, anche perché appunto sarà una giornata importante, quella di oggi, con numerosi movimenti che si raduneranno sotto il consiglio regionale per far sentire la voce delle persone che si oppongono alla costruzione di nuovi impianti di energie rinnovabili sul territorio della Sardegna. E andiamo sulle prime pagine della Nuova Sardegna. Pagina 2, l'articolo a firma di Salvatore Santoni racconta una delle prime azioni da parte della giunta regionale per cercare di limitare la grave crisi idrica che ha colpito tutta la zona della Baronia. Infatti è stata deliberata l'installazione di nuovi dissalatori che consentirebbero quindi l'accesso all'acqua potabile a tutti i vari comuni, da Budoni, Posada, Torpè, San Teodoro e Siniscola, fra tutti di avere accesso all'acqua potabile anche durante la stagione estiva, nonostante la diga di Maccheronis, che dovrebbe garantire ai paesi l'accesso all'acqua potabile, sia ben sotto i livelli minimi durante questo periodo della stagione. Inoltre verranno stanziati anche dei fondi per recuperare vecchi pozzi, realizzazione di nuovi soprattutto nei comuni di Budoni e di Siniscola in generale, quindi tutta una serie di azioni volte appunto a diminuire la siccità nei territori e fare sì che appunto venga garantito l'accesso all'acqua potabile. I fondi stanziati ammontano a circa 3 milioni di euro e dovrebbero garantire quindi una stagione estiva uguale a quelle precedenti. In questo pacchetto di fondi sono anche previsti opere provvisorie sulla diga di Maccheronis, che appunto dovrebbe rifornire tutta l'area della Baronia, finalizzate a garantire la continuità dell'approvvigionamento della risorsa idrica, un bacino che è in grave sofferenza a causa delle scarsissime piogge che si sono registrate durante l'anno e che ha portato le autorità a decidere per un blocco dell'irrigazione dei campi del territorio in modo tale da salvaguardare l'uso prioritario dell'acqua potabile ad uso civile. Restiamo sulla Nuova Sardegna per l'approfondimento sul tema della sanità, pagina 4 e pagina 5 a firma di Luigi Soliga, perché infatti, come sapete, in questi giorni si sta parlando tanto di sanità, soprattutto dopo la polemica politica portata avanti dal partito progressista, ma resta il fatto che il problema delle liste d'attesa in Sardegna per ricevere una visita medica sia un problema abbastanza grave ed evidente, e soprattutto è ancora più grave la disparità di trattamento dei vari territori dovuto alla ripartizione delle risorse. Oggi la Nuova Sardegna sente Carla Fundoni, che è la presidente della Commissione regionale della sanità,
che evidenzia una differenza di allocazione delle risorse nella misura di 10-1 tra la provincia di Cagliari e quella di Sassari, una differenza quindi enorme che si basava fondamentalmente sul criterio secondo cui bisognava seguire come criterio quello del tetto di spesa, e si è creata una spirale perversa, spiega Soriga all'interno dell'articolo, per cui il gap di 10-1 ogni anno si rigenerava senza la possibilità di tamponare le discrepanze. Non si tratta di una questione di campanilismo, bensì di giustizia sociale, così appunto ha specificato anche Fundoni, che ha individuato come possibile soluzione a questo problema la divisione dei fondi, non tanto in base al tetto di spesa ma anche tenendo conto del numero di abitanti per area servita, che consentirebbe quindi di riequilibrare in qualche modo questo divario. Inoltre a queste difficoltà si aggiungono anche la revisione del centro unico di prenotazione, che dovrebbe quindi garantire le visite in tempi certi e non più eccessivamente lontani nel tempo, cercando anche di equilibrare quelle che sono le operazioni in intramoenia, ossia quelle visite che vengono fatte all'interno degli ospedali pubblici dai medici, che però non sono servite dal sistema sanitario nazionale ma che vengono appunto pagate dal privato e che consentono di ricevere una visita in poche settimane rispetto a quelli che dovrebbero essere i canali del pubblico. Quindi una sanità sarda che si salda con i problemi che ci sono anche nella sanità di tutto il resto del paese, con la specificità appunto di un territorio che a macchia di leopardo offre dei servizi differenti da un territorio rispetto a un altro. E questa era l'ultima notizia anche per oggi. L'appuntamento è quindi per domani, sempre a partire dalle ore 8. Se volete, questa e le altre puntate le potete trovare sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Noi, come detto, quindi ci sentiamo domani. Un saluto da parte mia e da parte di tutta la nostra redazione. Buona giornata, ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.